Buongiorno, buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. Tanta cronaca anche oggi. Andremo a Vicenza, dove fratello e sorella di 14 anni sono stati aggrediti da una baby gang di ragazzi nordafricani. Andremo anche in diretta a Venezia per la conferenza stampa del presidente Zaia sui fondi PNRR, ma apriamo questa edizione con la cronaca a Padova. Andiamo da Chiara Gaiani perché la fiera è stata imbrattata con gigantesche scritte di vernice rossa. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende ci troviamo proprio davanti al padiglione 7 della Fiera di Padova. Guardate, è impressionante lo spettacolo a cui si sono trovati davanti tutte le persone che passavano, perché questa zona di Padova è una zona trafficatissima, è la via d'accesso verso la stazione ferroviaria, la fiera un punto di riferimento. Siamo qui con il presidente di Padova Fiere, Nicola Rossi. Questa mattina è stata una mattina di quelle davvero da dimenticare, uno sfregio non solo per la fiera ma anche per la città. Diciamo un po' traumatica la mattinata, il danno è un danno importante. Se poi pensiamo che fra 2 giorni apriamo una fiera importante a livello nazionale, anche come dire internazionale, Elettromondo, poi a ruota immediatamente apriamo un'altra fiera sul benessere, Padova Benessere, per cui c'è attività. La Fiera di Padova lavora per le aziende del territorio, per il territorio, per creare ricchezza al territorio. La ricaduta che dà la fiera è importante su tutto il sistema economico territoriale, per cui è un danno importante, economico importante, perché ora bisognerà a tempo di record ripulire, perché dopodomani si inaugura, per cui purtroppo bisogna intervenire rapidamente, trovare l'azienda che rapidamente arriva, e i costi purtroppo ci sono. Ecco perché, e adesso appunto chiediamo al collega di farci proprio vedere, queste scritte si estendono lungo sono molto lunghe, sono circa 90 metri, scritte contro i vaccini, che sono partite dalla sede di SMACT, che è un'azienda che si occupa di transizione digitale, anche contro il presidente del Veneto Zaia. Tra l'altro un'azione proprio studiata nei minimi particolari, perché come prima cosa hanno oscurato la telecamera che riprende questa zona, Presidente. Sì, così mi dice la questura, cioè i carabinieri. Insomma, c'è stata un'azione coordinata evidentemente, e questo è il risultato. Ecco, persone che già avevano tentato, qualche prima scritta c'era stata anche nel corteo a novembre, dopo la morte di Giulia Cecchettin, che voi avevate ripulito velocemente. Sì, diciamo che all'epoca non è stato molto sottovalutato, ma anche perché non era così radicale l'intervento. Qui richiederà un intervento operativo di pulizia e di ripristino della facciata importante, perché bisognerà ridipingerla, per cui i costi. Avete già fatto un calcolo, Presidente? No, non abbiamo ancora, è appena successo. La preoccupazione nostra in questo momento è trovare chi ci fa il lavoro, come fare il lavoro e al meglio ripristinare la facciata. Dovremmo anche pensare a una sicurezza diversa per questo tratto, che evidentemente stimola forse per la visibilità, per cui una riflessione sarà in corso. Ovviamente ci sono indagini in corso da parte della Digos, della Questura, ha citato anche i Carabinieri, il Presidente. Allora noi da Padova vi restituiamo la linea e vi lasciamo l'intervista che con il collega Cristian Roque Allende avevamo raccolto al direttore di SMACT Center, che ha proprio la sede qui alle nostre spalle. Questa mattina scioccato al momento dell'arrivo, ma vi assicuro che chi passa, ci sono tante persone anche in questo momento che passano di qua, non fanno altro che girarsi e guardare questo sfregio alla facciata della fiera. Direttore da Padova, poi è tutto. Ringrazio ovviamente anche Nicola Rossi.
È stato uno shock arrivare in ufficio stamattina? Assolutamente, trovarsi la sede in queste condizioni potete immaginare che non sia gradevole, e anche un dispiacere perché un luogo deputato ad accompagnare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale viene deturpato proprio su tematiche legate alle nuove tecnologie, e quindi potete capire, insomma, doppio dispiacere. Voi avevate avuto qualche segnale, qualche sentore? È la prima volta che capita un'azione così anche violenta nelle forme? Sicuramente è la prima volta, non avevamo avuto segnali in questo senso, certo sappiamo esserci diciamo del malessere rispetto ad alcune nuove tecnologie, cerchiamo di aiutare la transizione anche spiegando il ruolo delle tecnologie, quali sono poi gli aspetti tecnici che devono aiutarci a comprendere effettivamente appunto il dettaglio e anche eventuali impatti sulla cittadinanza. Questo fa parte del nostro mestiere, però sì, non ci eravamo mai trovati di fronte a qualcosa di questa violenza. Ed è davvero inquietante il fatto che sconosciuti possano compiere questi reati senza essere praticamente sorpresi sul fatto, perché qui parliamo della fiera, una via molto trafficata anche, certo non di notte o all'alba, ma ci sono telecamere dappertutto, dovrebbe esserci la sorveglianza che un apparato come una fiera merita, soprattutto di questi tempi. Andiamo a Vicenza, dove balordi e senza tetto sono accampati in via Torino, e quindi il degrado nella zona del Quadrilatero e l'insicurezza dei residenti che sono già provati per la vicinanza di Campomarzo, dove c'è ancora oggi lo spaccio di droghe. La guerra al degrado in via Torino, zona Quadrilatero, non deve arenarsi, dicono i residenti, proprio nella vicinanza degli edifici abbandonati, occupati abusivamente da criminali, prostitute e clochard e sgomberati energicamente un anno fa da un'imponente operazione congiunta delle forze dell'ordine. Tornano le occupazioni abusive. Questa volta si tratta di una specie di accampamento realizzato anche con materiali provenienti da vicini cantieri. Resti di giacigli provvisori li abbiamo trovati sotto il porticato dell'ex supermercato. I residenti, alcuni molto impauriti, non vogliono neppure farsi intervistare, raccontano di slalom quotidiani sotto casa, tra sporcizia, rifiuti, escrementi e soprattutto un senso di insicurezza crescente. La zona è tornata a popolarsi di soggetti dediti alla prostituzione e al mercato della droga. Il degrado è qui un disastro assoluto, perché io vedo qui cioè, non è più come prima. Io ho vissuto qua negli anni 70-80 e qua era una bellissima zona, adesso vista così mi sembra che sia andato giù un po' in degrado, insomma. Non mi aspettavo una Vicenza così. Non è solo una questione qui di Viale Milano, ma anzi mi capitava magari di andare su per le scalette di Monteberico e la sera con la mia amica, insomma, valutavamo bene quale strada percorrere, eravamo sempre insieme, anche via Gioco del Pallone, comunque zona dell'Eritrea, anche lì non è che, insomma, sempre sguardo lungo e... Sì, bisognerebbe sistemarla, sì, e controllarla. Anche per le macchine che parcheggiano ovunque in doppia fila senza tanti problemi. No, ma è tutto collegato, è proprio, secondo me, c'è una mancanza di attenzione, quindi liberi tutti, ognuno fa quello che vuole. Purtroppo sì, il degrado comincia, chiama ancora degrado, quindi è incrementale, insomma, la cosa. Quindi non si può lasciar correre, vedendo anche che avviene in una zona delicata. Direi proprio di sì, ignorare il problema è deleterio. E sempre a Vicenza un gravissimo episodio di violenza. Due fratelli, fratello e sorella di 14 anni, sono stati circondati da una baby gang di ragazzi nordafricani di seconda generazione. La ragazza è stata importunata, il fratello ha tentato di difenderla, sono stati aggrediti e rapinati. Sentiamo i particolari da Luisa Bertini.
Piazza San Lorenzo, una delle piazze più prestigiose di Vicenza, teatro della movida e della vita notturna pomeridiana di ragazzi. Infatti in questo posto, vediamo, ci sono degli istituti scolastici che insistono, diventa un punto di ritrovo, ma anche diventa un punto di aggressioni tra bande rivali, baby gang o semplicemente dei ragazzini come quella di ieri pomeriggio, dove è stato necessario l'intervento di 3 auto della polizia locale, dell'ambulanza del SUEM, 4 feriti, alcuni lievi, un naso rotto, si parla, ecco, ma al di là dell'evento in sé, che insomma adesso approfondiranno poi gli inquirenti quali aspetti poi anche lascia l'inquietudine, è il fenomeno che si ripete, queste aggressioni tra ragazzini che lasciano insomma perplessi i vicentini. Noi abbiamo chiesto appunto a loro cosa pensano di questo fenomeno. Guardi, questi fenomeni esistono già da molti anni in Francia e in Belgio, dove ho letto che erano i cosiddetti italiani di seconda generazione. Stiamo avendo anche noi questo tipo di problemi, li abbiamo visti in altre parti, o si fa qualcosa per regolarli, non devono essere necessariamente punitivi, però bisogna fare qualcosa per regolarli, altrimenti finiamo con le banlieue, queste cose qua. No, bisogna insegnare, ecco, ma lì manca, per conto mio manca la famiglia, è lì il problema. La famiglia deve e poi anche c'è il discorso anche la scuola. È un segno che loro che non stanno bene in questa società e che anch'io penso non hanno un futuro e reagiscono con questa aggressività nella poca sicurezza che ci dà tutto l'insieme. Ma secondo lei bisogna essere tolleranti, assecondare, o vanno anche introdotte delle misure invece più severe? No, con le misure severe io non ci credo. Sì, dobbiamo essere tanto tolleranti ancora per queste cose qua, perché i ragazzi hanno ancora bisogno di essere tutelati. Il Covid, lo so che ha detto è passata, però c'è ancora le conseguenze per questa cosa, i ragazzi stanno soffrendo. Io lavoro in una scuola e vedo ancora nei bambini piccoli che soffrono tantissimo. Mi dispiace che succedano queste cose, però non va benissimo niente, perché anche abbiamo paura di uscire, credimi. A me mi hanno portato, andavo in stazione di treno, mi hanno portato via la borsa, e 2 telefonini, e documenti e tutto, ragazzini sempre. E non ho risolto niente, ho dovuto pagare per risolvere tutto. Ancora oggi sono senza patente. I cittadini dovrebbero denunciare certi episodi già dal nascere, magari non fermarsi lì a fare un video, filmare la gente finché si pesta. E un po' alla volta, se ognuno fa il suo, queste cose qua scompaiono. Anche i genitori di questi ragazzi dovrebbero fare qualcosa in primis. Il servizio era di Daniele Garbin, non di Luisa Bertini, come avrete notato, ma la notizia sulle baby gang è questa, è stata subito pubblicata dal giornale di Vicenza in prima pagina. Baby gang prende di mira 2 fratelli, lei viene molestata, lui rapinato, è successo vicino a San Lorenzo ed è un continuo di risse in tutte le nostre città. Vediamo anche a Padova, è chiuso il caso sull'aggressione delle bulle avvenuta dietro il Duomo di Padova nel 22. La vittima, grazie ai social, ha riconosciuto le responsabili di quella violenza. È stata indagata una 21enne kosovara. Dopo quasi 2 anni dalla violenza è stata chiusa l'indagine sull'episodio di bullismo avvenuto nell'ottobre del 2022 in via Dietro Duomo, in pieno centro a Padova, un luogo che purtroppo è stato più volte teatro di episodi di violenze tra ragazzine. Una 21enne di origine kosovara residente a Selvazzano è accusata di rapina e lesioni in concorso con 5 minorenni per aver strattonato, picchiato, tirato per i capelli e derubato dal cellulare una giovane circondata di sera in pieno centro. Le minorenni sono state denunciate alla Procura dei minori di Venezia. Proseguono invece le indagini per altri 2 episodi di bullismo tra ragazze avvenuti sempre a Padova nei mesi scorsi. Il primo lo scorso novembre, quando una 14enne è stata aggredita da 2 sedicenni sempre in via Dietro Duomo. In un video le sequenze agghiaccianti della violenza e della cattiveria usata dalle minorenni per umiliare la ragazzina, costretta ad inginocchiarsi a terra e chiedere scusa. Per le bulle è già stato disposto il cosiddetto Daspo Willy, che impone il divieto di frequentare locali e alcuni esercizi pubblici. Infine l'episodio più recente
avvenuto in zona San Bellino all'Arcella, in mezzo alla strada. La vittima minorenne è stata aggredita dalle bulle sue coetanee per questioni di gelosia. È stata colpita con calci alla testa, ripresi anche in questo caso e postati sui social per vantarsi una prova che però incastra le violente. E sta facendo discutere la rissa avvenuta nel centro di Treviso, dove un uomo, un cinquantenne, Luca Gobbo, ha tentato di soccorrere una donna che era stata importunata da un'altra baby gang. È stato pestato con pugni e calci, e il padre, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, il padre dell'aggressore l'ha invitato a cena e l'aggredito ha risposto: il papà non l'ha difeso, li ascolterò senza parlare. Abbiamo detto ieri sera a Focus che non bisogna concedere attenuanti o invitare a cena per trovare una soluzione. Qui va fatta giustizia, bisogna che ci siano delle denunce e chi si è reso responsabile di fatti talmente gravi paghi per quello che ha fatto, se no passa il messaggio che tutto è lecito e finisce a tarallucci e vino. Andiamo sempre sulle baby gang, un'altra rapina a un minorenne, forse da parte degli stessi due ragazzi protagonisti del pestaggio di Galleria Rialto, per l'appunto di venerdì scorso, ed è accaduto a Casale. Il sindaco di Treviso Conte, annunciando che contatterà tanto le famiglie quanto la vittima, lancia da presidente ANCI la proposta di un servizio civile obbligatorio. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando per verificare se i responsabili dell'aggressione di venerdì scorso nei confronti di un cinquantenne di Treviso, preso a calci e pugni in Galleria Rialto per aver prestato soccorso a una donna minacciata dopo un rimprovero, siano gli stessi che l'11 marzo hanno rapinato un quindicenne appena sceso dal bus della MOM a Casale sul Sile. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del mezzo pubblico che della zona, ben 36 in tutto il comune, per dare un volto e un nome ai due ragazzi intorno ai 17-18 anni di età che hanno agito col cappuccio sollevato, rifilando al malcapitato un pugno in viso e uno all'addome e rompendogli gli occhiali. È un fenomeno che preoccupa perché sta crescendo e la risposta non è semplice, è abbastanza complessa, perché è una risposta che deve essere comune, non soltanto degli enti ma di tutte le cosiddette agenzie educative che operano sui territori. C'è bisogno proprio di una collaborazione a 360 gradi. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, lancia la proposta di un'esperienza civica e sociale obbligatoria per i più giovani. Se c'è un vuoto educativo per questi ragazzi, come mi pare sia abbastanza evidente, proprio a detta dei genitori stessi, le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi, e credo che un periodo di servizio civile a disposizione delle persone più in difficoltà, dei disabili, degli anziani, obbligatorio, che non impedisca di fare anche altri percorsi formativi come l'università o il lavoro, ma sia complementare, ma obbligatorio, possa essere uno strumento per accompagnare questi giovani in un percorso delicato della loro vita, che è l'adolescenza, a rimanere dentro il selciato delle norme e del rispetto reciproco. Ma nel frattempo occorre mettere in campo forze adeguate per contenere eventuali esuberanze, se non addirittura veri e propri reati. Proprio a Casale verranno incrementati i servizi d'ordine pubblico in concomitanza con il via alla sagra dell'8ª di Pasqua. Potenzieremo anche con la polizia locale nel weekend, perché di solito è il sabato, insomma, è il fine settimana, il momento un po' più particolare in cui si riuniscono ragazzi che vengono anche da altri territori. Sindaca di Casale sul Sile del servizio di Lina Paronetto, sempre minori al centro di questi fatti di cronaca, hanno provocato danni e costretto un centro commerciale ad essere evacuato, e 3 giovanissimi sono finiti nei guai, denunciati dai carabinieri per danneggiamenti e molestie. Si sono divisi in 2 gruppi e poi hanno mandato in frantumi i vetri di protezione di 2 allarmi antincendio. Si tratta di 3 giovanissimi di 16 anni che hanno pensato bene di fare irruzione al centro commerciale Il Tiziano a San Biagio di Callalta lo scorso 16 febbraio. Sono entrati intorno alle 20 quando nei negozi c'era ancora molta gente. Danneggiati i sistemi di allarme, sono scattati dispositivi sonori, un atto che ha provocato il caos totale. È stata immediatamente avviata l'evacuazione di alcuni negozi in chiusura e di 2 ristoranti della struttura. Sul posto
posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Grazie anche alla collaborazione degli addetti alla sicurezza del centro sono stati identificati i responsabili di questa serata di follia. Si tratta di 3 sedicenni che ora devono rispondere di danneggiamento e molestia o disturbo alle persone. Si tratta di minori che arrivano dai comuni limitrofi. Purtroppo la situazione un po' in tutti i comuni è fuori controllo. Noi fortunatamente ancora non riscontriamo un eccessivo fenomeno di baby gang, però come abbiamo visto anche in questo caso la sicurezza non ha confini. Credo che serva un intervento dall'alto perché le norme debbano essere più restrittive, più punitive anche per i minorenni. Ora saranno convocate le famiglie dei 3 sedicenni. Sicuramente di concerto anche con i comuni di residenza, quindi con i sindaci, i colleghi, cercheremo di convocare le famiglie per far sì che si rendano conto dei danni provocati non solo a livello materiale ma soprattutto proprio a livello morale e di paura che hanno causato non solo per il centro commerciale ma per tutti i cittadini che si erano recati lì in quel momento. Non solo, le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia anche di 4 donne di età comprese tra i 22 e i 46 anni deferite in stato di libertà per furto aggravato. Sono accusate di aver sottratto numerose paia di calzature per un valore di alcune centinaia di euro da un negozio di strada della Serenissima di Silea. Nel pomeriggio del 2 dicembre le 4 donne si erano allontanate rapidamente in gruppo salendo su un furgone e abbandonando anche una decina di paia di calzature nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Servizio di Daniela Sizia, fosche previsioni sul prezzo dei carburanti, potrebbero nuovamente andare alle stelle i prezzi della benzina verde, del diesel adesso e del gasolio. Andiamo a Signoressa in diretta da Marta Marangon. Sì, buongiorno direttore, a te, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Signoressa di Trevignano in un impianto di distribuzione di carburanti che sono già aumentati di prezzo dall'inizio dell'anno di 13 centesimi per quanto riguarda la benzina, di 7 circa per quanto riguarda il diesel, che si traduce, giusto per fare un conto, in circa un 7 euro in più in media per un pieno di benzina. Qui con me il Moreno Parin, che è il coordinatore provinciale dei gestori di impianti di carburante per la provincia di Treviso, appunto, Casa Artigiani. Moreno Parin, che cosa sta succedendo? Intanto buongiorno a tutti. Sta succedendo che i prezzi alla pompa stanno scaricando sull'utente l'aumento dei prezzi sui mercati internazionali di prodotti raffinati. Per cui è aumentato a livello internazionale e ovviamente viene scaricato alla pompa. Ancora non tutto, perché sulla benzina manca ancora qualcosa, però vediamo come va i prossimi giorni. Ecco, quindi il rischio che nei prossimi giorni ci sia anche un ulteriore aumento, un ulteriore rincaro. È un rischio possibile, ma questi ultimi giorni c'è stata un'altalena pazzesca sui prezzi raffinati, per cui è difficile fare una previsione certa e seria oggi almeno. Ecco, rincari soprattutto per quanto riguarda la benzina, più contenuti per il diesel che però, lo ricordiamo, è il carburante che viene maggiormente utilizzato nel trasporto delle merci, e 7 centesimi al litro per un camion significano parecchio, per cui il rischio che oltre all'aumento della benzina si verifichi nel giro di poco tempo un aumento anche di quello che è il prezzo di tutte le merci ormai è dietro l'angolo. Beh, è chiaro, è sempre così a cascata, 7 centesimi al litro per un camion che fa da 1,5 km a 2 km al litro, capirete che pesa molto, quindi a fine anno il camionista ha migliaia di euro in più da o recuperare sui clienti o tirarselo via dalla sua paga, ma normalmente non hanno alternative che scaricarlo sull'utente, quindi a cascata sui prezzi sulle merci che trasporta. Ecco Parin, ci eravamo visti l'anno scorso per commentare, ve lo ricorderete, insomma erano giorni molto caldi, la novità che era stata introdotta dal governo per calmierare i prezzi della benzina, quello del cartello con il prezzo medio regionale. Ormai è diventata consuetudine, ma che effetti ha portato questa misura? Dal punto di vista dell'utenza, quindi il prezzo al pubblico, non è successo assolutamente nulla. Sono rimasti variati i margini, i prezzi hanno continuato a seguire le oscillazioni dei mercati internazionali, quindi nulla. Invece per quanto riguarda i gestori, finalmente dopo anni e anni c'è voluto un decreto del genere per fare in modo che il governo certifichi che tutte le variazioni di prezzo non sono assolutamente
colpa dei gestori. Addirittura hanno assolto anche le compagnie petrolifere, il che è tutto dire. Per cui il cartello sì, effettivamente è servito a fare in modo che non dino più dell'altro gestore, salvo qualche caso in giro raro, ma quel gestore che ha i prezzi più alti non ha neanche i clienti però, quindi no, non serve avere prezzi alti. Ecco, questa dunque è al momento la situazione. Da signoressa di Trevignano restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangona, a Simone Mello e al loro ospite. In regia questa mattina ci sono Renato Cappoglia e Francesco Ceron. Andiamo avanti con la cronaca. Ieri sera una puntata sugli incidenti stradali con grandi ascolti, avevamo anche i familiari delle vittime e continueremo ad occuparcene. Intanto continuano i controlli dei carabinieri di Abano Terme nel territorio del parco dei Colle Euganei, che è stato preso d'assalto in questi giorni di primavera. Nel pomeriggio di ieri a Teolo i militari hanno sorpreso 6 giovani motociclisti tra i 18 e i 21 anni lungo il sentiero numero 17 denominato del Monte della Madonna, su percorsi fuori strada in zone vietate alla circolazione dei mezzi a motore. I giovani, tutti residenti nel Padovano, sono stati multati. Andiamo avanti con gli incidenti. Il servizio questa volta da Carmignano per un camion che il conducente ha perso il controllo ed è finito in una roggia. Vediamo. Paura domenica mattina a Carmignano di Brenta, dove un camion che trasportava bitume si è rovesciato nella roggia Grimana lungo la provinciale 28. Il carico si è parzialmente sparso lungo la riva dell'argine del canale, mentre nell'acqua si è verificato lo sversamento di olio motore prontamente contenuto. Illeso il conducente, dipendente di una ditta del Trentino, che stava portando il materiale in Alta Padovana per avviare alcuni lavori di asfaltatura. Erano le 9 quando il camionista, forse per una distrazione, ha sbandato, finendo con le ruote sul ciglio della strada in pendenza. Il peso del carico ha sbilanciato il mezzo, che è piombato nel corso d'acqua. Immediati soccorsi, sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale di Carmignano, che ha chiuso al traffico la provinciale per oltre 4 ore per permettere le operazioni di recupero e messa in sicurezza della cisterna. È stato infatti necessario svuotare il carico per poter sollevare con una gru il veicolo e riportarlo in carreggiata. In acqua volontari e volontarie della Protezione Civile hanno posizionato appositi salsicciotti per arginare il liquido sversato e scongiurare così l'inquinamento della roggia. E incidenti senza fine, una strage che non c'è tregua. Torniamo sul ciclista che è stato travolto ed ucciso a Castelcucco da un 90enne alla guida di un'auto, che adesso è indagato per omicidio stradale. La comunità di Resana, dove viveva Alfredo Ceccon, 55 anni, è sotto shock. Nessuno riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Un dolore immenso per i familiari e gli amici che domenica erano con lui e lo hanno visto volare a terra. Aveva scelto la bici lasciandosi alle spalle la passione per la moto, ma proprio con la 2 ruote ha trovato la morte. Travolto ed ucciso da un 90enne alla guida dell'auto che, svoltando a sinistra verso il cimitero, non si è accorto della bici che arrivava da senso opposto. L'automobilista, ora indagato per omicidio stradale, e torna al centro dell'attenzione la discussione sull'opportunità di ulteriori accertamenti o esami per consentire la guida agli ultraottantenni. Attualmente è prevista per questa tipologia di guidatori una revisione della patente ogni 2 anni. L'unica proposta che mi sento di osservare, magari ultranovantenni, facciamo l'esame della patente annuale, che così siamo tutti più tranquilli, però conosco tanti ultranovantenni che sono molto lucidi. Poi il direttore di ACI lancia un appello. Naturalmente mi appello a tutti questi nostri amici che hanno una certa esperienza e una certa età di poter anche autovalutarsi e quando si va in confronto con il medico di poter avere un confronto chiaro e trasparente, così il medico ha qualche elemento in più per poter decidere. Intanto la Marca continua davvero ad essere il fanalino di coda per gli incidenti mortali. Nel 2024 sono già 21 le vittime della strada, un dato allarmante visto i numerosi sinistri delle ultime settimane.
Vice di Daniela Sizia, ieri sera vi dicevo a Focus abbiamo parlato di incidenti stradali, tra gli ospiti c'era anche Romina Ceccato, la mamma di Riccardo Laugeni, che nel 2019 perse la vita insieme ad altri 3 ragazzi in un incidente pauroso a Jesolo. Furono speronati da un romeno che procedeva a folle velocità. Sentiamo una parte di quanto ha detto ieri sera. Famiglie e in particolar modo alla divisa, perché quando ti dicono ti sposi con uno delle forze dell'ordine automaticamente anche la famiglia indossa la divisa. Volevo dire una cosa molto importante, noi critichiamo tanto, vedete, queste 2 persone stavano facendo solo il loro lavoro, non stavano correndo, non stavano facendo niente, quindi non si può dire che uno correva forte, uno correva male, però cosa c'era? C'era questa persona che era alterata, col tasso alcolico 0. Io vedo tante parole, ma pochi fatti. E continuerò a dirlo e continuerò a battermi, perché io dico sempre che non auguro a nessuno di indossare le nostre scarpe, le mie e quelle di altre famiglie, perché ve lo giuro, guardate che è difficile camminare. Parliamo sempre di cosa possiamo fare, ma non parliamo mai del prima, perché è il prima importante, non è il dopo e neanche il presente. Certo, con il nuovo codice abbiamo visto qualche piccola modifica. Noi abbiamo presentato, tutte noi associazioni importanti, da Roma, nord a sud, abbiamo portato una lettera alla Camera e adesso l'abbiamo presentata anche al Senato, perché vogliamo chiedere di poter mettere una cosa molto importante, ma che vedo che negli altri paesi c'è: tasso alcolico 0. Tasso alcolico 0 è una delle tante richieste di Romina Ceccato e di altri familiari delle vittime di incidenti sulla strada. Tra poco andremo a Venezia, andremo a Cabalbi, dove sta per iniziare la conferenza stampa del presidente Zaia sui PNRR, ma in attesa che inizi la conferenza andiamo a Bassano, anzi no, andiamo a Marostica da Sharon Di Carlo, la vedo insieme al sindaco Mozzo e parliamo di cannoni antigrandine. A te, Sharon. Sì, esatto, direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Continua la lotta alla grandine in tutto il territorio. Sono qui con il sindaco Matteo Mozzo di Marostica. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore e a tutti i telespettatori. Che cosa viene presentato oggi, sindaco? Allora, oggi di fatto andiamo a annunciare una nuova convenzione. Intanto sarà soltanto di 1 anno, ok? Per garantire il servizio con i comuni, oltre che a Marostica, naturalmente quello di Faro Vicentino, Breganze, Colceresa, Pianezze, Sarcedo e Comune di Nove, dove sono presenti i cannoni antigrandine che una volta erano gestiti dall'Unione Montana Marosticense e adesso invece avranno una nuova formula, una nuova gestione, grazie a una collaborazione dei vari enti, insieme al Consorzio della Ciliegia, al Consorzio dei Vini Doc Breganze e alla cooperativa dell'olio della Pedemontana. Questa nuova convenzione permetterà di far diventare realmente sperimentale quello che da noi nel nostro territorio è assodato già da molti anni, però verrà fatta una verifica puntuale per i prossimi anni, almeno per il prossimo decennio, di quelle che sono le precipitazioni sul territorio, la caduta di chicchi grandini, le verifiche dei danni con i vari contadini e i vari associati, e darà la possibilità di creare delle vere e proprie tabelle per capire realmente se questi cannoni servono oppure no, perché in questo momento nei vari territori e anche nelle altre zone d'Italia sono gestiti come sperimentali, però non esiste un vero e proprio documento che garantisca la loro efficacia, per cui come amministrazione ci siamo messi d'impegno, abbiamo trovato una soluzione, verranno coinvolte anche università e quindi ci sarà una garanzia di quella che è l'elaborazione dei dati, proprio per garantire ai cittadini questo servizio. Direttore, i cannoni saranno 10, sindaco, non le chiedo nello specifico come funzionano, ma più o meno ci racconti. Di fatto noi abbiamo un
un gruppo di, in questo momento sono volontari che in base ai dati meteo e ARPAV fanno partire i cannoni, che sono tutti coordinati in radiofrequenza in base all'avvicinarsi delle perturbazioni. Questo è in breve sintesi. Ogni comune garantisce le ricariche con le bombole e naturalmente la manutenzione dei luoghi dei siti. Importante anche per il turismo questo tipo di approccio? Beh, diciamo che garantire un territorio sicuro è una cosa che va a beneficio di tutti, al di là del turismo anche dei semplici cittadini, oltre che dell'agricoltura. Le ciliegie sono salve? Le ciliegie cerchiamo di mantenerle il più possibile salve. Grazie al sindaco Matteo Mozzo, direttore da Marostica, è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e al sindaco Mozzo. Andiamo a Cabalbi in diretta a Venezia perché è iniziata la conferenza stampa del presidente Zaia sul PNRR. Vi sentiamo. Devo dire che l'assessore ha lavorato tanto, quanto mese durante più di quasi 2 anni e devo anche dire che adesso inizia tutta una fase, per questo è importante il vostro aiuto nella comunicazione, inizia tutta una fase di concertazione, di confronto con i territori, che è già avvenuta prima, ma insomma c'è ancora la possibilità di ragionare con i territori, visto considerato che questo è il piano che poi metterà la parola, diciamo, fine a tanto dibattito che è sempre stato fatto, no? Qual è l'obiettivo che ha la Regione del Veneto rispetto alle fonti energetiche? Questo piano, che è un piano veramente che ha visto una grande elaborazione, noi tra l'altro l'abbiamo affrontato più volte in giunta nelle fasi di redazione e direi che ne è venuto fuori veramente un lavoro eccellente. Passo la parola all'assessore Marcato. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e grazie davvero per la vostra presenza. Allora, intanto io direi di dire... Scusa, c'è un video. Ah, vedevo il video prima, sì, ok. Sì. Va bene. Mi hanno detto che c'è un video. Se spegniamo le luci, per favore. Grazie, scusa. In Veneto c'è una nuova energia. Con il nuovo piano energetico regionale, la Regione ha tracciato un percorso ambizioso che cambierà radicalmente il nostro sistema energetico entro il 2030. In accordo con le normative adottate a livello comunitario, nazionale e regionale. Un processo decisivo che trasformerà l'assetto energetico del territorio e delle infrastrutture e coinvolgerà gli enti territoriali, le piccole e medie imprese e l'intera comunità. La transizione energetica sarà guidata da 4 obiettivi fondamentali: l'incremento delle fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'introduzione dell'idrogeno verde nel mix energetico regionale. Il Veneto ha già superato i livelli di crescita delle rinnovabili previsto, oltrepassato l'obiettivo di burden sharing assegnato dal decreto sviluppo 2012, per raggiungere nei prossimi anni un nuovo traguardo. Il 43% di energia elettrica disponibile per le nostre esigenze sarà prodotta da fonti rinnovabili. Per attuare la decarbonizzazione, la Regione ridurrà le emissioni di CO2 di quasi 15 milioni di tonnellate. Un risultato straordinario, pari a 148 milioni di nuovi alberi piantati. Il Veneto ha raggiunto i massimi livelli di energia da idroelettrico e è al secondo posto in Italia per il numero di impianti fotovoltaici installati. Continuerà a sostenere le comunità energetiche rinnovabili e a intervenire nella riqualificazione degli edifici, promuovendo interventi come l'installazione di pompe di calore, la coibentazione, l'aumento di efficienza dei sistemi di generazione di energia, promuovendo la produzione di biometano sostenibile e integrato nel territorio. Si impegnerà nel rinnovo del parco mezzi pubblico e privato e nell'uso di combustibili alternativi e sostenibili per veicoli come l'energia elettrica e l'idrogeno verde. E all'idrogeno verde assegnerà un ruolo sempre più importante, investendo nella ricerca e nella creazione di infrastrutture per la produzione e l'utilizzo, emergendo come leader dell'innovazione sostenibile in Italia. La transizione energetica in Veneto si concretizza anche tramite l'offerta di una formazione mirata e la capillare diffusione della cultura energetica in tutte le fasce della popolazione, per un impegno condiviso sul tema energia. Il Veneto è tra le prime regioni italiane nelle attività di riciclo, riparazione e riutilizzo, settori che rappresentano il nucleo dell'economia circolare, il cui valore aggiunto rappresenta l'1,4% del PIL. Con un investimento complessivo di oltre 7 miliardi di euro, il nuovo piano energetico regionale segna l'inizio di una nuova era energetica. In Veneto c'è una nuova energia, sempre più vicina, sempre più pulita.
Grazie. Allora, intanto devo dire che la matrice culturale, se vogliamo, che ci ha accompagnato nella creazione di questo piano energetico è la sostenibilità, non solo energetica e ambientale, ma anche economica. Cioè non esiste attenzione all'ambiente e all'energia senza che ci sia una vera sostenibilità anche finanziaria ed economica. Per dirla con una battuta, non possiamo avere il fosso netto e il frigo vuoto, perché così non funziona. Ecco, questa è la matrice culturale che ci ha accompagnato nella costruzione di questo piano. Allora, andiamo proprio in maniera molto grossolana a fare un quadro della situazione energetica del Veneto ad oggi. Allora, intanto noi avevamo un target da raggiungere voluto dalla Comunità Europea al 2020 del 10,3% di produzione di energie da fonti rinnovabili. Al 2020 noi chiudiamo invece con un 17,2% che è quasi il doppio. Abbiamo il rigassificatore, questo lo dico perché noi lo diamo per scontato, ma vediamo che cosa sta succedendo nel resto del paese e non riescono a fare i rigassificatori e sappiamo quanto bisogno ne abbiamo, soprattutto dopo evidentemente la guerra in Ucraina. Abbiamo sfruttato tutta l'energia idroelettrica possibile e immaginabile, tutta. Non c'è un salto che possiamo immaginare di poter sfruttare. Siamo la seconda regione in Italia per impianti installati fotovoltaici. Siamo la prima regione in Italia per raccolta differenziata e, sempre in conseguenza di questo, siamo la prima regione in Italia per aziende che investono in economia circolare. Abbiamo fatto per primi la legge sul fotovoltaico e l'abbiamo fatta in assenza del DM sulle aree idonee, che non c'è ancora oggi, ma noi abbiamo voluto comunque farla per far sì che in Veneto ci fossero delle indicazioni chiare e nette su dove fare gli impianti fotovoltaici. E per noi è determinante immaginare qui in avanti che ci sia uno sviluppo di impianti fotovoltaici sui tetti. Abbiamo chilometri quadrati di tetti industriali e civili dove possiamo fare gli impianti senza togliere nulla al terreno, né agricolo né industriale. Siamo stati i primi a fare la legge sulle comunità energetiche e ricordo legge che è stata votata all'unanimità dal Consiglio, quindi è stato fatto un lavoro anche di sintesi, di intesa con i consiglieri. Abbiamo fortemente voluto e ottenuto, prima regione in Italia, la ZLS, e questa è connaturata perché proprio nelle due aree dove insiste la ZLS, cioè Porto Marghera e Polesine, andranno a svilupparsi l'Hydrogen Valley per quanto riguarda Marghera e il fotovoltaico per quanto riguarda il Polesine. Sull'idrogeno abbiamo costituito e costruito Venezia capitale della sostenibilità, che ha come epicentro appunto lo studio e la produzione di idrogeno. Sempre per dire quale sia il quadro della Regione Veneto, noi siamo in assenza di vento perché insistiamo in un bacino orografico chiuso e quindi non abbiamo mai sviluppato l'eolico e non sarà previsto nel piano per evidenti motivi. Il nucleare non è toccato dal piano perché non c'è la norma che lo consente, quindi noi abbiamo fatto un piano vero che abbia delle declinazioni reali e realistiche. Abbiamo fatto un accordo grazie a un impegno davvero importante del Presidente Zaia con Terna di 1 miliardo. Allora, questa è la conferenza stampa dell'assessore Marcatto sul piano energetico del Veneto con i fondi del PNRR. Andiamo avanti con la protesta degli agricoltori al Brennero, sono migliaia e ce ne sono tantissimi dal Veneto e anche dal Friuli Venezia Giulia, protestano contro l'introduzione nel nostro paese di prodotti fintamente made in Italy. Vediamo. Migliaia per dire basta al fake in Italy, i prodotti alimentari stranieri importati dall'estero, trasformati e spacciati per italiani. Al valico del Brennero il primo dei 2 giorni di presidio degli agricoltori di Coldiretti, dove contestualmente ai controlli delle forze dell'ordine verificano il carico dei tir. Molti gli agricoltori veneti partiti alla volta del confine con l'Austria. Mettere a risalto quanto accade purtroppo ogni giorno e quindi l'ingresso di merci
dall'estero che arrivano nel nostro paese per poi diventare magicamente made in Italy attraverso la cosiddetta ultima trasformazione. Lo vediamo sul latte, sulle cagliate, in questo momento stiamo fermando dei camion di cosce di prosciutto che diventeranno poi di fatto prosciutto made in Italy. Prodotti lattiero-caseari, carne, frutta entrano nel nostro paese, vengono trasformati, cambia il packaging e diventano made in Italy. Di qui la protesta di Coldiretti per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori ed il reddito delle imprese agricole. Sappiamo benissimo che in altri paesi, soprattutto extraeuropei, si produce con magari molecole, prodotti fitosanitari che non utilizziamo più anche da 20 anni a questa parte. Dal Brennero lanciata anche la raccolta firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto mettiamo sulle nostre tavole. Per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti. E ci ha parlato di questa grande manifestazione al Brennero ieri sera a Ring su Antenna 3 con gli ospiti di Christian Arboet, un collegamento in diretta, vediamo. De Zotti, ma voi con chi ce l'avete principalmente? Con il governo italiano, con l'Europa, con chi? Qual è il vostro destinatario? Qual è il destinatario della vostra protesta? Allora, il destinatario sta nell'applicare delle leggi uguali per tutti. Tutti i prodotti che arrivano qui sul suolo nazionale devono rispettare gli stessi principi che rispettano le nostre regole e i nostri disciplinari, perché molto spesso i nostri agricoltori nel commercio si trovano in contrasto con prodotti che arrivano dall'estero, molto spesso non vengono controllati, utilizzano prodotti che qui da noi a livello nazionale da anni sono stati eliminati, proprio perché noi qui in Italia da anni abbiamo portato avanti proprio un processo di sostenibilità molto importante, impattante per quanto riguarda i territori, perché come avete detto voi noi siamo i custodi del territorio, quindi noi vogliamo la trasparenza e vogliamo un'equità in quello che è il commercio, quindi non vogliamo che dei prodotti che arrivino dall'estero, che molto spesso poi anche a livello di manodopera sotto costo, molto spesso questo va a infliggere ai nostri prodotti quello che è il commercio sleale all'interno del mercato libero dove tutti quanti noi viviamo. Il fatto non è di avercela con gli altri stati o di avercela con gli altri produttori. Noi vogliamo equità e parità in tutto quello che noi svolgiamo all'interno delle nostre attività agricole per sostenerle e per continuare a farle crescere. Perché il nostro obiettivo, la nostra visione di agricoltura è quella di dare le giuste opportunità a tutti i giovani che investono nelle aziende agricole e vogliono crescere, ci mettono passione, ci mettono anni di duro lavoro, aziende create dai nonni che adesso sono passate dai figli ai nipoti e vogliono continuare a portare avanti questa attività di lavoro. Noi questo vogliamo una tutela che rispecchia quelle che sono le nostre volontà. De Zotti, le chiedo che differenza c'è tra la vostra protesta e quella dei trattori di qualche settimana fa, di qualche mese fa, che è stata inscenata in tutta Europa, in Veneto, soprattutto nella parte veronese, diciamo. Che differenza c'è, se c'è? Beh, qui facciamo vedere quelle che sono le problematiche che poi vanno in contrasto con quelle che sono anche le nostre produzioni. Questo è un modo, è il posto giusto dove riuscire a portare avanti anche queste tipologie di proteste. Noi qui oggi mettiamo a luce quelli che sono tutti quei prodotti che arrivano dall'estero e che mettono in difficoltà le nostre aziende. E ieri sera, sempre a Ring, c'era il presidente della Commissione dell'Industria e dell'Agricoltura al Senato, Luca De Carlo, che poi è partito subito per il Brennero. Sentiamo cosa ha dichiarato. Il Ministro mi ha pregato di guidare una delegazione che è fatta, oltre che da me, Presidente della Commissione, anche dai vicepresidenti delle due province, sia di Bolzano che di Trento, e quindi saremo lì anche con tanti amministratori a dimostrare e a supportare una protesta giusta e una necessità che è quella di una cabina di regia europea che ci consenta di non subire costantemente queste operazioni, perché è evidente che quando tu
sei il paese più copiato, tanto che il nostro Italian Sounding vale 120 miliardi. E quando naturalmente queste importazioni dove l'etichetta di fatto si diluisce e si perde valgono 6 miliardi, sei il destinatario maggiore delle fake e delle copiature, perché è ovvio che noi abbiamo il record mondiale di DOP e DGP con oltre 850 DOC e DGP, quindi è evidente che si copi sempre dai bravi e in questo caso si copia purtroppo, in questo caso dall'Italia, e quindi è l'Italia a cui va sottratto tantissimo valore aggiunto e tantissime risorse che altrimenti sarebbero dei nostri agricoltori che con tanti sforzi, anche in un momento come questo, fanno fatica e si trovano anche queste importazioni di dubbia, in questo momento anche provenienza, che poi magari in qualche caso, nella stragrande maggioranza dei casi, si traducono in una nuova etichetta che porta magari Made in Italy. Tutto questo ovviamente è da scoraggiare, sia con la presenza ma anche con le iniziative legislative. Quindi da qui la presenza istituzionale, lei porterà i saluti sostanzialmente del governo, certo, e la presenza, certo, insomma, non solo di forma, mi pare di capire. No, assolutamente no, anzi di sostanza noi abbiamo lavorato molto. Tra l'altro domani il Ministro alle 10 presenta il rapporto dell'ICQRF a dimostrazione del grande impegno anche di questi 18 mesi anche sotto questo aspetto, a dimostrazione che una volta conosciuto il problema il governo poi ha il dovere di intervenire, e quindi bene la prontezza con il quale si agisce, e bene anche che ci sia negli italiani la consapevolezza che i nostri prodotti meritano il rispetto e la difesa che oggettivamente rappresentano. E poi anche in altri settori c'è il lavoro nero, c'è la concorrenza sleale. Ad Istrana sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Treviso 2 laboratori tessili gestiti in condizioni di degrado e con lavoratori sottopagati. Le imprese in questione avevano debiti per oltre 2 milioni di euro. Violazioni delle norme di sicurezza, macchinari non a norma di legge, degrado, scarse condizioni igieniche, lavoro nero e sospetto di caporalato. Sono questi i motivi che hanno spinto la Guardia di Finanza di Treviso al sequestro di 2 laboratori tessili di Istrana di 450 e 630 metri quadri, nell'ambito di una mirata attività ispettiva volta alla tutela del Made in Italy. Oltre agli immobili, le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro anche i 252 macchinari e banchi da lavoro. Il controllo, avvenuto anche con il supporto di Vigili del Fuoco, Spisa, l'Ispettorato del Lavoro e ARPAV, ha permesso di individuare numerose violazioni alle normative di sicurezza, tra cui collegamenti elettrici non omologati e la presenza di 4 lavoratori in nero, di cui 3 richiedenti asilo politico e 1 con permesso di soggiorno scaduto. In uno dei 2 laboratori erano state ricavate inoltre delle stanze dormitorio dove gli operai riposavano tra i turni di lavoro, circostanza che ha permesso di ipotizzare il reato di caporalato, anche tenendo conto delle dichiarazioni dei lavoratori che hanno ammesso di lavorare 10 ore al giorno dal lunedì al sabato senza essere mai retribuiti. Per gli amministratori delle 2 imprese di nazionalità straniera è scattata la denuncia. Le ricerche hanno permesso inoltre di accertare pendenze tributarie per oltre 2 milioni di euro. I 2 laboratori tessili infatti sono risultati essere aziende apri e chiudi che dopo essere state insolventi hanno trasferito personale e macchinari nell'impresa successiva, mantenendo stessi clienti, personale e fornitori, ma cambiando unicamente nome e partita IVA. E il servizio di Edi Kaliman, vediamo i sindacati delle professioni sanitarie che sono in stato di agitazione, hanno incontrato il prefetto, diversi accordi raggiunti su cui vigilerà la prefettura con un nuovo incontro convocato il 18 aprile con l'ULSS 2, vediamo. Nella giornata di oggi abbiamo deciso di sospendere lo stato di agitazione e non di revocarlo, proprio perché è importante costruire il percorso e vedere come le cose andranno prossimamente. Il 18 aprile, tra 10 giorni, si torna in prefettura che farà da garante su quanto messo oggi nero su bianco tra sindacati e azienda sanitaria. Sindacati che hanno unito le sigle per sostenere i lavoratori. Lavorare in questa condizione diventa complicato. Dall'altra parte l'ULSS ci dice in qualche modo che rispetto ai loro dati, che però analizzeremo e quindi sarà il tavolo del 18, le cose funzionano. Auspichiamo che
l'impegno che si è preso questa mattina il direttore generale, quindi che il trasferimento sarà entro il 30 di giugno, che ci sarà il potenziamento della squadra trasporti e di tutto il personale amministrativo, di modo che il personale sanitario possa dedicarsi ai pazienti. Incontro durato circa un'ora, ferie residue, sforamenti di orario, mancanza di farmaci, ma soprattutto il disagio di gestire il trasferimento dei pazienti post-intervento con il doppio polo, l'ospedale e la nuova cittadella, e così le sale operatorie vanno sotto stress. La cittadella della salute ha comportato un sicuro vantaggio per la popolazione, ma un impegno importante al personale, perché date le dimensioni e dato l'esiguo numero di personale presente non si riesce a fare tutto. I farmaci, il materiale che ancora scarseggiano nelle sale, ok, l'azienda ha detto che la cosa è risolta, a noi non risulta perché gli operatori che ci lavorano dentro hanno detto che ancora mancano cose basilari, sacche di fisiologica, materiali importanti per gli interventi chirurgici, se le devono prendere da una sala all'altra, cioè se le portano via. Il 30 giugno lo spostamento definitivo alla cittadella, così come oggi annunciato, nuovamente in prefettura tra 10 giorni per fare il punto. Abbiamo sentito Anna De Roberto, ancora sulla sanità, non manca personale, bisogna solo stringere i denti fino al trasferimento. È l'appello dell'ULSS ai suoi dipendenti, sempre l'ULSS della Marca Trevigiana, 150 nuove assunzioni a breve, ma servono subito integrazioni. Chi è che non ha fatto mai un trasferimento di casa? Tutti l'abbiamo fatto. Prima si sta a fare il trasferimento, prima risolviamo i problemi che stanno alla base di qualsiasi trasferimento. Un confronto franco e disteso, ma a margine l'azienda sanitaria a chiedere ai suoi di stringere i denti perché il momento è delicatissimo. A chiarirlo il direttore generale Francesco Benazzi, che fa il punto sul personale. Oggi abbiamo 115 infermieri nel blocco operatorio, è chiaro che sono divisi. Nel momento in cui li riuniremo insieme, lo dicono i francesi, gli inglesi, gli americani, i tedeschi, si fa sistema e si risparmiano risorse umane, perché così è l'organizzazione con 20 sale. Ecco, oggi chiaro che il problema c'è, domani il problema non dovrebbe più esserci perché le sale vengono accorpate. Mercoledì il nuovo sopralluogo della ditta per i collaudi, i tecnici arrivano dalla Germania, intanto una squadra trasporti sarà messa in piedi per il settore operatorio e nuovo personale amministrativo andrà ad alleviare il personale di degenza. Sono 150 le nuove assunzioni da graduatoria, ma per i ferristi la partita è più complessa. Stiamo mandando via i telegrammi per assumere infermieri e OSS, però è chiaro che un ferrista, cioè un infermiere che lavora in sala operatoria, ha bisogno di 6 mesi per formarsi, per cui sarà un percorso lungo. È chiaro che per fare il ferrista bisogna avere una predisposizione, cioè bisogna che l'interessato, che non possiamo obbligarlo, perché questo va detto, c'è un accordo collettivo nazionale, non mettiamo la pistola in testa al lavoratore chiaramente, e il lavoratore quindi deve decidere lui di far parte della nuova squadra di ferristi dell'ospedale. Quindi chiederemo ai colleghi giovani e dovranno fare 6 mesi di percorso. Vediamo la storia raccolta dal Gazzettino. C'è una fornaia veneziana di Marghera che ha deciso di chiudere bottega. Vediamo perché in questo servizio. Realizzata e ho deciso di chiudere. Non so cosa dire, guarda, è un'ingiustizia, un'ingiustizia proprio, veramente. Si è arresa Rossella Novello, la 65enne titolare del panificio in via Toffoli 7 a Marghera, chiuso lo scorso 11 marzo per rumori molesti dopo un esposto di alcuni vicini. A giorni il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla possibilità di far aprire il laboratorio alle 6 del mattino, ma nel frattempo ieri gli ultimi 2 dipendenti le hanno detto addio e Rossella ha gettato la spugna. Allora, praticamente tutti i dipendenti che avevo, prima uno si mi ha licenziato subito, dopo 2 giorni che l'ho messo in cassa integrazione perché naturalmente abbiamo chiuso così e mi ha dato le dimissioni. Adesso anche un altro mi ha dato le dimissioni anche lui. E poi l'altro che avevo ancora un'altra persona che anche lui è in cassa integrazione mi ha avvisato che lo hanno chiamato quelli del CAF dicendogli che hanno fatto delle nuove normative che praticamente andava in pensione. La doccia fredda per Rossella è arrivata l'8 marzo quando la polizia locale le ha comunicato dei sigilli.
se invece di farmi chiudere mi avessero detto guarda i rumori vengono da qua, ho fatto tanti lavori dentro, non sono stati sufficienti perché mi sono appoggiata a una ditta che praticamente mi aveva garantito che non si sentiva niente, che qua, che su, che giù, insomma alla fine eravamo ancora fuori decibel, non di tanto, ma niente, il giudice ha preso la decisione di metterci i sigilli in forma cautelativa, che non dovevamo lavorare praticamente in... Questo è il dramma di questa fornaia di Marghera, e sempre di rumori parliamo per quanto riguarda la moschea di via Turazza a Padova, con preghiere notturne ad alto volume e i residenti esasperati. Nei momenti di Ramadan accade che la preghiera del mattino, quindi quando viene fatta nelle ore presto del mattino, e tutti i canti disturbano la quiete pubblica e la quiete delle persone che vivono a fianco alla moschea. L'avvocato che sostiene un residente di via Turazza racconta quello che sta passando da tempo il suo assistito, un padre di famiglia che preferisce non mostrarsi in volto per paura di ripercussioni, visto che ha affrontato un calvario giudiziario di 2 anni. L'uomo, solo per aver chiesto in passato di abbassare il volume degli altoparlanti di notte durante la preghiera, è stato spintonato, insultato e poi a sua volta denunciato. Lui viene aggredito, ci sono le immagini video, e lui si difende facendo dei passi indietro e rifugiandosi dentro il cancello di casa, viene aggredito verbalmente con lancio di materiale, che oltre il danno la beffa e gli viene accusato, quindi viene denunciato per lesioni personali e per danneggiamento. Il procedimento alla fine è stato archiviato e il residente è stato dichiarato non colpevole, ma resta la questione della difficile convivenza tra chi vive in via Turazza e i frequentatori della moschea, tanto che qualcuno in risposta alle preghiere notturne ha acceso della musica, ottenendo in risposta insulti e minacce da parte degli frequentatori della moschea. Qui non è una questione di moschea, perché non è la fede musulmana in questione, è il rispetto, perché è una battaglia che comunque farebbe chiunque, anche nei confronti di un prete di periferia che mette le campane alle 4 della mattina. Cioè non è il culto musulmano il problema, è il rispetto delle persone che hai a fianco. Questo audio è stato registrato di notte in via Turazza a Padova da alcuni residenti che abitano vicino al centro islamico molto frequentato, soprattutto nel periodo del Ramadan. Il marciapiede viene anche riempito di biciclette che impediscono il passaggio. Esasperati, preoccupati, i residenti hanno scritto così al sindaco e ieri la vicenda è stata discussa in consiglio comunale. E chi è passato ieri davanti a una farmacia di Vicenza ha visto letteralmente volare all'interno della farmacia dei prodotti medicinali, dentifrici, di tutto e di più, perché c'erano 2 signori che hanno pensato bene di litigare e di tirarsi addosso tutto quello che trovavano sugli scaffali. L'origine di questa lite è il presunto furto di un portafogli. Vediamo. Una lite in farmacia a Vicenza in cui è stato richiesto l'intervento della polizia per 2 persone che litigavano lanciandosi addosso vari prodotti prelevati dagli scaffali. Uno dei 2 brandiva in mano un bastone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i 2 nelle vicinanze della farmacia da cui erano usciti da poco. Uno dei 2 incolpava l'altro di avergli rubato il portafogli. Per questo lo aveva inseguito all'interno della farmacia, dove il presunto autore del furto, a suo dire per difendersi, aveva iniziato a lanciargli contro i prodotti presi dagli scaffali. L'autore del lancio di oggetti alla fine ha ammesso di essersi impossessato del portafogli e di averlo nascosto dietro ad un bidone della spazzatura, dove effettivamente è stato poi ritrovato. Al vaglio della polizia anche le telecamere di videosorveglianza. Per uno dei 2 è scattata la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere. Anche l'autore del furto è stato denunciato. Servizio di Daniela Sizia. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito da voi.
Nuovo in diretta con Focus TG. Ieri sera a Focus abbiamo mandato in onda una serie impressionante dei nostri ultimi servizi sugli incidenti stradali e relativi funerali. A Mogliano l'ultimo saluto a Salim Baccas, che è tragicamente morto a Pasqua in moto sul terraglio. La cerimonia musulmana nel parcheggio della moschea proprio per accogliere credenti di varie religioni. La preghiera musulmana dell'addio unisce due religioni, cristiani e musulmani, insieme nel parcheggio della moschea di Mogliano Veneto per dare l'ultimo saluto al giovane Salim Baccas, tragicamente morto la sera prima di Pasqua mentre percorreva con la sua moto il terraglio all'altezza del comune di Preganziol. Lo schianto contro un'auto, la vita del giovane 28enne appesa ad un filo fino alla morte e alla donazione degli organi. Salim ne aveva dato il consenso quando in comune a Mogliano aveva rinnovato la carta d'identità. Parenti, amici, colleghi di lavoro dei tanti bar locali in cui Salim aveva lavorato. Impossibile non volergli bene, dicono di lui. Ogni volta che andavo da lui mi aveva con questo sorriso, sempre. un amore, un abbraccio, un cuore. Intelligente, brillante, tutto. Ma proprio tutto, cioè tutto. La parola tutto. Una famiglia meravigliosa, perché Salim. è una famiglia distrutta, meravigliosa. A me diceva, ciao Giovanna, come stai? Me lo diceva 20 volte al giorno e mi mancherà tantissimo. La bara in legno, i fiori bianchi portati da alcuni amici, il quaderno su cui ognuno ha potuto scrivere il suo pensiero. Il papà di Salim, sostenuto dall'abbraccio di tanti, la mamma, sempre seduta, che riceve i fiori destinati al figlio. Con uno dei fratelli e il papà, Salim aveva lavorato al locale Lisca di Mestre. Da lì, sabato, era partito con la moto per andare verso Treviso, poco dopo l'incidente. I tre fratelli, insieme al padre, nella moschea, hanno lavato il corpo di Salim questa mattina, un rito di purificazione, poi la preghiera privata in moschea e all'aperto quella collettiva. La fidanzata accarezza la bara e sussurra qualche parola, il pensiero amorevole di uno dei fratelli, l'abbraccio corale ad una comunità che ha perso un fratello nel fiore dei suoi anni. E sono tantissimi video che vengono diffusi proprio da molte televisioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità della situazione degli incidenti stradali. Questo è uno dei video che abbiamo mandato in onda ieri sera, riguarda, si sentono le voci di coloro che si trovano sul luogo dell'incidente, che chiamano i soccorritori, il SUME e il 118 che rispondono. La strada racconta tante storie. Una di queste è la mia storia. 118. Sì, è successo un incidente. Signora, allora, con calma, quanti mezzi sono coinvolti, signora? Una persona, una ragazza. È stata investita? Da un'auto. Da un'auto? Ecco, signora, l'ambulanza sta già arrivando. Grazie. La ragazza è cosciente, parla, risponde? Non lo so. Signora, allora, l'ambulanza... Ha perso sangue in testa. Mi dica se risponde, signora. Risponde la ragazza? No. Va bene. Una bambina. Quanti anni avrà sta bambina, signora? 10-11 anni. Va bene, è stata investita da una macchina, signora. Va bene, arriviamo, signora. C'è stato questo accidente, quasi 5 rimasti 7 feriti. Va bene, però ci sono alcuni feriti, probabilmente uno è ancora dentro il furgone bianco, insomma. Noi abbiamo una persona in un furgone che non riesce assolutamente a muoversi, ha difficoltà respiratorie. Allora c'è il ragazzo che è conscio, è consapevole, risponde alle mie domande in maniera corretta, ma è incastrato e una grave ferita in testa. Stiamo dirigendo verso l'autostrada, volevamo sapere quanti mezzi coinvolti. Se possibile. Sierra 4 non riesce ad uscire dall'autostrada, attualmente è bloccata. Sto andando. Ok. Ascolta, io ho preso la vena alla gravida che è ferma in corsia di emergenza con una Mercedes nera perché è una minaccia d'aborto. Noi stiamo già arrivando. Ecco, sapete quanti sono i feriti? Tanti, di 4, 5, 4, 5 meno. Va bene, lei vede se si muove. E avete visto, no? Quindi uno spot shock, immagini di morte con quelle mixate con quelle della vita, una bambina in pattini a rotelle, ma soprattutto impressionano queste voci e bisogna essere consapevoli di quel che comporta un incidente stradale anche per
i soccorritori che si ritrovano davanti a scene raccapriccianti, e dovremmo vederli spesso questi video perché ci aiutano a restare sempre in allerta quando siamo sulle strade. È un autista di una società di trasporti pubblici di Belluno, ha salvato la vita ad un passeggero colpito da una crisi ipoglicemica. Il soccorso è avvenuto ieri a Mestre sulla linea Cortina-Venezia. Sì, è l'autista della TVO di Venezia. Dall'aeroporto stavo andando verso Mestre e a un certo punto ho sentito dei schiamazzi per terra e credevo che fosse un cagnolino che era di dietro. Un autista della linea Cortina-Venezia di ATVO ha salvato la vita ad un turista cinquantenne di origine sudamericana che si stava recando a Venezia. L'atto eroico è accaduto a Mestre, all'altezza di Via Righi, quando il conducente ha notato degli strani lamenti provenire dalla parte posteriore del mezzo. Nonostante nessuno dei 40 passeggeri a bordo avesse dato l'allarme, l'autista ha seguito il suo istinto, fermando il mezzo e scoprendo un signore rannicchiato tra due sedili in evidente difficoltà. Mi sono girato e ho visto qui distirato fra il sedile e il sotto quest'uomo che si demenava. Senza esitazione l'autista ha allertato il 118 e si è diretto verso la stazione di Mestre, dove ha ricevuto il prezioso supporto di un collega per soccorrere il malcapitato. Nella stazione di Mestre il conducente, con calma e professionalità, ha intuito che il turista era stato colpito da un attacco di ipoglicemia ed è corso a prendere delle bustine di zucchero, salvandogli di fatto la vita. Grazie ai corsi di primo intervento del personale e alla prontezza d'animo di Giovanni, il passeggero è stato messo nelle condizioni di respirare e gli sono state fornite le cure necessarie. Va veramente un plauso enorme a chi ha fatto questo, ma va fatto un plauso enorme all'attenzione che tutti, escluso nessuno, in questa azienda dà a questo tipo di pratiche. Nella forma grave, l'ipoglicemia può portare alla perdita di coscienza e può addirittura essere fatale se non si interviene per tempo. Giovanni non si sente però un eroe. No, per niente no, però sono felice che è andata a finire così. Allora andiamo avanti con la politica, vediamo a Bassano al Grappa dove la campagna elettorale è ormai entrata nel pieno dell'attività. Impegno per Bassano con Roberto Marin punta sui giovani e il recupero del polo museale. Impegno per Bassano dribbla le polemiche della campagna elettorale cittadina e punta l'attenzione sui giovani e sul loro futuro. Un futuro che tocca però da vicino uno dei grandi temi della città, una delle grandi opere incompiute di Bassano, il polo museale, che Roberto Marin vorrebbe trasformare da problema in opportunità. Come? Creando la Piazza dei Giovani, uno spazio di incontro, di relazioni, di eventi e di coinvolgimento delle associazioni e del mondo del volontariato. I giovani non hanno bisogno di un altro museo, ma hanno bisogno di uno spazio per loro, quindi una piazza per i giovani. È soprattutto un luogo per l'innovazione, per promuovere anche l'imprenditoria e la start-up giovanili. Quindi un grande progetto che vede coinvolti naturalmente i giovani per primi, l'intero territorio, naturalmente. Al progetto deve corrispondere anche risorse necessarie, ci sono almeno 2 filoni di bandi europei che possono finanziare sia dal punto di vista della realizzazione dell'investimento, ma e soprattutto poi la continuità del progetto. L'idea è di sviluppare una rete di condivisione con tutti i comuni del territorio, coinvolgendo nella gestione della Piazza dei Giovani la grande risorsa dei volontari e delle associazioni locali, che Marin considera un potenziale troppe volte non valorizzato e non coinvolto dall'amministrazione di Elena Pavan. Il secondo progetto dedicato ai giovani è l'attivazione dell'osservatorio Under 26 per censire e attivare azioni concrete e sinergie tra le competenze giovanili e le esigenze delle aziende. E questo era Alex Giuliano. Andiamo a Mussolente, dove sono stati dati tutti i numeri della giunta Montagnier che è arrivata al 10° anno.
Sono stati 10 anni di mandato con quasi 19 milioni di opere pubbliche, di cui diciamo solo per gli investimenti finanziati quasi a 8 milioni con contributi a fondo perduto, che si sommano con altri circa 4 milioni di contributi a fondo perduto per le spese correnti. Tutti i numeri di 10 anni di mandato della Giunta Montagnier a Mussolente, risultati importanti raggiunti dal comune vicentino al confine con la provincia di Treviso. Noi siamo arrivati a fine maggio 2014, avevamo un indebitamento pari al 2,92% e alla fine del 2023 siamo con un indebitamento, una percentuale pari allo 0,73%. Abbiamo una Mussolente diversa su tutti i campi, ma quello che ci ha impegnato di più da un punto di vista anche proprio di soldi e quindi di investimenti sono stati la riqualificazione di tutto il patrimonio del comune di Mussolente. Avviato il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, attenzione al sociale e all'inclusione, occhio di riguardo alla sicurezza e poi riflettori puntati sull'area del palazzetto dello sport, attorno alla quale l'amministrazione ha idee ben chiare sul suo sviluppo e la sua riqualificazione nei prossimi anni. L'idea è quella di creare un campus dello sport. Al proposito, l'ex area REM verrà suddivisa in 10.000 metri quadri a disposizione di nuove attività produttive. Una parte data poi in concessione ai privati, sempre in ambito sportivo, e nell'area adiacente al palazzetto sarà realizzato il nuovo magazzino comunale, ma troveranno anche spazio le associazioni, mentre un importante ampliamento è previsto per la zona sud-ovest delle piscine. Negli impianti sportivi non si andrà più solo ed esclusivamente per fare attività all'interno delle strutture, ma soprattutto per viverlo giornalmente. E a Belluno acque agitate a Palazzo Rosso, che è la sede del Consiglio Comunale. Vediamo perché. Doppio caso politico a Palazzo Rosso, da una parte la questione dei diritti civili, dall'altra quella dei consiglieri Lagrua e Ferro di Più Forti Insieme, espulsi dalla Lega e anche dalla maggioranza, come ha rivelato su Facebook il capogruppo di Belluno al centro, Lorenzo Bortoluzzi. Sarebbe curioso capire che destini avrà questo risvolto politico di questa vicenda, perché se la maggioranza effettivamente li ha cacciati è da capire, i cittadini hanno il diritto di doverlo sapere. Fino ad oggi il primo cittadino ha fatto melina, ufficialmente Lagrua e Ferro in conseguenza della formazione del nuovo gruppo siedono in panchina e nei fatti, cioè esaminando le espressioni di voto in Consiglio Comunale, quella panchina è della maggioranza, che però martedì scorso ha respinto la mozione con la quale Più Forti Insieme chiedeva al sindaco di annullare la trascrizione dell'atto di nascita della bambina, figlia di 2 mamme. Il clamore suscitato dalle dichiarazioni di Lagrua ha oscurato parte del dibattito. Sono da condannare le parole e la mozione stessa del consigliere Lagrua per quelli che sono i contenuti e i toni che sono stati usati in aula, ma altrettanto da condannare sono le motivazioni che hanno portato altri consiglieri al dibattito. L'esempio della consigliera Mella e del consigliere Celeste Balcon sono abbastanza evidenti di quello che è una posizione assolutamente antiquata e medievale rispetto a quelle che sono le tematiche dei diritti e che non può vedersi naturalmente concordi, anzi ci vede assolutamente avversari. Sui consiglieri Mella e Balcon di Noi con Oscar è calato inspiegabilmente il silenzio della maggioranza, che poco più di un anno fa sullo stesso tema si era espressa in modo diametralmente opposto. Noi abbiamo scelto di percorrere la strada della trasparenza, commenta il segretario del PD cittadino. Le reazioni che ci sono state dimostrano che c'è comunque un senso di imbarazzo forte da parte dei cittadini, che vedono un'amministrazione che porta avanti idee assolutamente antiquate e medievali. E questa tematica ha portato avanti evidentemente uno spaccato che l'amministrazione non vuole rappresentare queste persone. Noi invece siamo qui per farlo e daremo voce a tutti quelli che vorranno portare avanti queste istanze. Ovviamente noi, sapendo che ci sarà il Pride, la seconda edizione del Belluno Pride, aderiremo. Come Partito Democratico diamo la nostra disponibilità anche organizzativa su questo e sappiamo convintamente da che parte stare. Centrodestra ritrova l'unità a Paese, su Katia Uberti, la sindaca uscente, che dice: eravamo comunque pronti a correre da soli a sostenerla, anche una lista civica.
Siamo pronti a partire ora in coalizione, ma potevamo correre anche da soli senza problemi. Più che le segreterie di partito parlano i fatti. Sì, credo che a livello locale ciò che conta è la concretezza delle amministrazioni e soprattutto dei suoi rappresentanti sul territorio. È sicura del lavoro svolto Katia Uberti, che nel giorno della presentazione ufficiale con il centrodestra unito non si perde in convenevoli. Certo, ringrazia gli alleati, ma rivendica il suo credo politico. Soprattutto leghista. Lo sono da quando avevo 19 anni e quindi non cambio certo adesso. Certo è stato il primo voto che sarà l'ultimo fino alla vecchiaia, perché comunque credo nel movimento politico che rappresento. Ad appoggiare Uberti anche una lista civica con un obiettivo dichiarato contro le bizze della politica. Lasciamo fuori i simbolini, anche se noi ci crediamo i partiti, perché il partito serve. Tu a Bruxelles non vai con la lista civica, ma messi un partito. Però finché c'è questo caos abbiamo detto facciamo una lista solamente in appoggio alla Katia e siamo fermamente convinti di appoggiarla e parliamo solo di paese, temi di paese e noi saremo con lei al fianco dall'inizio alla fine. Edilizia scolastica, 5 km di piste ciclabili, cantieri per oltre 36 milioni di euro, il nuovo parco urbano. Quanto al futuro. Cosa faremo? Investiremo nella sicurezza perché vogliamo un territorio tranquillo, così come lo è ora, però va controllato maggiormente, investiremo nei servizi rivolti alle famiglie, continueremo a investire in opere pubbliche. Uberti che parla anche del suo giorno più difficile da sindaco e da qui si riparte. Il giorno in cui sono stata convocata dal prefetto, la dottoressa Laganà voleva chiudere paese come Vo, in quanto siamo stati il comune che ha avuto il primo decesso in provincia di Treviso. Ecco, lì ho avuto un po' di sbandamento. Quello è stata una brutta giornata. Per il resto tutto liscio. Tenuta la barra dritta. Tenuta la barra dritta e grazie alla mia grande squadra. Immaginiamo che abbia fatto un salto sulla sedia il consigliere regionale della Lega Luciano Sandonà nel momento in cui si è accorto che per ordine del Ministero dell'Economia e delle Finanze erano stati tolti dalle tessere sanitarie i simboli regionali e in Veneto il leone alato, decisione contro cui Sandonà si è subito attivato. Le due tessere sanitarie sembrano uguali, ma non è così. La prima, prossima alla scadenza, presenta l'indicazione regionale e in alto a destra la riproduzione del leone di San Marco. La seconda, consegnata da qualche settimana, non li riproduce più. Una decisione assunta 2 anni fa dai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro cui già allora si era mosso Luciano Sandonà, consigliere regionale della lista Zaia. Questo decreto che doveva semplicemente aggiornare qualche dato presente nella tessera sanitaria, ne hanno approfittato per togliere il leone di San Marco e per togliere i simboli regionali dalla tessera sanitaria. Questo per il Veneto è inaccettabile. Ho sollevato la questione per tornare alla veste grafica precedente, quella che c'è sempre stata, quindi con l'indicazione anche della regione. Sappiamo che la tessera sanitaria viene utilizzata non solo come tessera sanitaria ma anche come indicazione del codice fiscale da parte di tutti i cittadini. Non c'è alcun motivo da parte del Ministero di togliere, l'indicazione regionale che, ripeto, vi è sempre stata con le nuove tessere la cui veste grafica era stata decisa 10 anni prima. Luciano Sandonà domani porterà una mozione sul tema durante il Consiglio regionale, un'applicazione del decreto del 2022 quasi a orologeria che stride con l'avvio della discussione del decreto sull'autonomia in calendario il 29 aprile alla Camera dei Deputati. C'è un progressivo accentramento delle funzioni verso Roma. E questi sono segnali di allarme che arrivano da più parti. Del resto abbiamo visto il dibattito sull'autonomia che dovrebbe essere normale in un paese normale e civile. Ricordiamo che i paesi più avanzati nel mondo sono tutti i paesi federali. Questo credo faccia parte anche di un certo tipo di idea che si stanno facendo certi magari funzionari a livello statale, perché questo non è opera politica.
E questo era Luciano Sandonà, andiamo in pubblicità altri 2 minuti circa e siamo poi di nuovo con voi. ...400 studenti dell'Istituto Comprensivo di Casier per il loro saggio sulla legalità hanno di questo parlato con tante persone che ovviamente hanno seguito questo evento e c'era soprattutto presente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Come interviene la giustizia contro la mafia? A porre la domanda al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, uno tra i quasi 400 giovani studenti dell'Istituto Comprensivo di Casier che alla domanda che cos'è e come si combatte la mafia hanno provato a rispondere nel libro Giovani studenti contro le mafie, nulla è stato vano. 116 punti di vista di altrettanti ragazzi e ragazze raccolti nel libro e presentati al Ministro. A me fa altamente orrore. L'idea di tenere più persone sotto controllo con la paura, minacciarle di morte se non obbediscono al tuo volere, è più che terribile. Dai pensieri dei nostri ragazzi trapela proprio questo significato, che bisogna combattere non solo la mafia in sé, ma la cultura mafiosa. Iniziativa che nasce nell'ambito del progetto Legalità dell'Istituto e che ha visto la scuola collaborare insieme all'amministrazione per promuovere la cultura e l'educazione al rispetto delle leggi. L'educazione alla legalità non si fa quando il reato è già stato commesso e si finisce in tribunale o con il carcere o con il 41 bis. L'educazione della legalità deve prevenire il delitto e quindi deve avvenire a scuola e nelle famiglie, essenzialmente attraverso l'esempio oltre che attraverso la parola. Non è di tutti i giorni affrontare una questione così importante con degli studenti delle medie e noi l'abbiamo fatto consapevoli che fosse stata proprio un'attenzione da poter portarsi nel corso del tempo e iniziare da giovani, perché bisogna iniziare da giovani per colpire culturalmente qual è la criticità, affrontarla e risolverla. Davvero importanti le parole di Carlo Nordio, che è stato un grande magistrato che ha combattuto, prima di diventare guardasigilli, la mafia, la corruzione, il terrorismo. Si va verso l'adunata nazionale delle penne nere a Vicenza, le strade vestite a festa con 26.000 bandiere tricolore. Si va verso l'adunata nazionale di maggio e sono iniziati gli allestimenti. La città vestita di tricolore con le bandiere affisse ai piloni dell'illuminazione a partire da Viale Mazzini, a Viale Dalviano, a Viale Trento per poi colorare tutti i quartieri. 26.000 bandiere tricolori saranno posizionate su tutte le vie della città, di fatto a colorare di tricolore la città di Vicenza. Giorno dopo giorno la città sarà vestita a festa e ad un mese esatto dal grande evento l'invito degli alpini è quello a contribuire esponendo alle finestre e ai balconi le bandiere con l'obiettivo non solo di dare un colorato benvenuto alle 400.000 persone attese nella 3 giorni di adunata, ma anche di rendere omaggio ai valori per i quali gli alpini hanno combattuto e per i quali oggi si prodigano. Abbiamo cominciato in questi giorni a bandierare la città e chiediamo a tutti i cittadini di Vicenza di andare a ritirare le bandiere presso le sedi degli alpini e a Palazzo Folco, bandiera che è di queste dimensioni, per poterla mettere nelle vostre finestre, per dare un'immagine di Vicenza che sia il più tricolore possibile. Questo è l'invito che facciamo a tutti i cittadini vicentini. È tutto per oggi, grazie a Renato Cappoglia e a Francesco Ceroni, i nostri registi. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Grazie, buona giornata.